I ragazzi sono una parte attiva della Chiesa. La constatazione rimarcata nel recente Sinodo dei Vescovi sui giovani troverà una conferma alle giornate mondiali della gioventù di Panama, che per molti si sono già aperte. I pellegrini italiani, dopo essere approdati sull'istmo di terra che unisce le due Americhe, sono stati trasferiti in autobus nella diocesi di Chitré, parrocchia di San Bernardo, dove hanno incontrato i ragazzi al campo della Misericordia. L'incontro mondiale 2019 prosegue lo spirito che ha animato il Sinodo e fondato su due verbi: l'ascolto e l'accompagnamento. L'ascolto e l'accompagnamento. E io direi ascolto reciproco. Ecco, la Chiesa ascolta, o le diverse istanze della Chiesa ascoltano i giovani nelle loro aspirazioni, nei loro ideali, eccetera, e d'altra parte anche i giovani sono chiamati ad ascoltare la Chiesa, che nello stesso tempo li accompagna. Ascolto e accompagnamento che poi si riducono, io credo, nella proposta, ecco, fondamentale della Chiesa, che è quella di incontrare il Signore Gesù e di essere trasformati da Lui. I ragazzi hanno trascorso la domenica nelle famiglie gemellate di La Palma. Qui hanno potuto approfondire la loro conoscenza sulle attività di artigianato locali prima di partecipare all'Eucaristia domenicale. L'entusiasmo sta già salendo. Buongiorno a tutti, ciao Giordona. Ciao! Siamo a La Palma, vicino C3. A quante ore da Panama City? 4-5. Quasi 5 ore. C'è un bel caldo suino. Stiamo bene. Vi ricordiamo tutti nel nostro pellegrinaggio. Avete qualcosa da dire? Ciao mamma! Ciao a tutti. Ciao a tutti. Pregate per noi. Molto.